Buongiorno a tutti. Vi presentiamo ora uno spettacolo teatrale condotto da Mario Diogene, direttore e responsabile di Diogene Metodi. Il teatro parlerà della morte della democrazia italiana tra il 1899 e il 1922. Buon ascolto a tutti. Permesso di scelta e vai a casa, sei maggiorenne? Sì, eccolo. Prima di iniziare, due parole. Presentazione del gruppo. Il gruppo, noi facciamo parte di un'associazione, Diogene Multimedia. Diogene non è un cognome, bensì il nome di un filosofo che qualche tempo fa decise di riflettere su se stesso vivendo in posti strani. In realtà noi abbiamo espressioni diverse, la maggior parte di noi comunque viene dal mondo dell'insegnamento, insegnamento non universitario, ma mediamente nelle scuole medie, inferiori e superiori. Ci siamo accorti che negli ultimi anni, probabilmente negli ultimi 20 e 30 anni, c'è stata una progressiva diminuzione della quantità di non tanto di informazioni che comunque vengono veicolate tanto e spesso, quanto di momenti di riflessione sui contenuti che stanno dietro alle notizie che vengono date. Ovvero sia, per semplificare il tutto, tante notizie, pochi pensieri sulle notizie. Mancano degli spunti di riflessione, mancano dei ragionamenti filosofici, mancano o tendono a diminuire delle ideologie o dei pulsi verso le ideologie. Altra considerazione derivante dagli amici che comunque hanno avuto tanto e tanto tempo per insegnare è che mediamente, ma voi penso che siate abbastanza alla fine di un ciclo, ci scusiamo per avervi fatto venire qua in una giornata bellissima, magari vi potevate rilassare, in bocca al lupo per gli esami. Ci siamo accorti che molto spesso la lezione è un qualche cosa di subito, è un qualche cosa di imposto. In realtà, se questo diventa più vicino a un racconto, molto spesso questo può far riflettere e può far riflettere di più. Quindi in realtà questo non è uno spettacolo teatrale, non è una lezione, è un momento per raccontarvi e raccontarci dei momenti della storia italiana e vedere se questo può portare a delle riflessioni che leghino quello che è successo un po' di tempo fa a quello che è successo oggi, magari avendo delle idee e delle prospettive per quel che potrà succedere domani e su come noi potremmo incidere su quello che succede domani. Grazie, adesso do la parola a Mario. Io microfono. Sentite? Vedete, i microfoni hanno questo di caratteristico. Tu parli a voce normale o addirittura a voce bassa, molto bassa, e tutti ti sentono. Ci sono modi e situazioni della storia che hanno la stessa caratteristica. Accade qualcosa di piccolo, qualcosa di locale e ha una risonanza incredibilmente vasta. È come se ci fosse un microfono che lo amplifica in tutto il mondo, come la mia voce in questo momento. Nel 1922, in un piccolo e marginale paese dell'Occidente, venne uccisa la democrazia. E la domanda è: la democrazia può morire? Perché se la democrazia può morire non c'è nessuna ragione di pensare che sia eterna. Ora noi abbiamo la prova provata, storica, che la democrazia può morire perché è morta, almeno una volta, in questo marginale paese dell'Occidente.
nostro paese dell'Occidente. Guardate un po' come cominciò la fine. Con 300.000 giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e quasi misticamente pronti ad un mio ordine, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il fascismo. Potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti. Potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto. Noi non vogliamo mettere paura a nessuno, stiamo solo chiedendo se la democrazia può morire. E storicamente può morire. Quando sono state pronunciate queste parole, nel tardo autunno del 1922, era la metà di novembre, era passato lo stesso tempo dal momento in cui era stato costruito il mondo italiano rispetto a quanto ne si è passato oggi al 2 giugno del 1946, una sessantina d'anni. Il quadro di riferimento nostro politico, quello che ha fondato la nostra democrazia, è quanto è avvenuto negli anni 40. Il quadro di riferimento loro era quanto è avvenuto durante il Risorgimento. Quindi, se volete capire che cosa è successo allora, dovete convertire gli impianti mentali e sostituire resistenza, guerra, liberazione, eccetera, eccetera, con Risorgimento, perché quello era l'universo mentale che loro avevano in mente. E il Risorgimento è una cosa corale, forte, segnata in maniera importante dalla musica, segnata in maniera importante dalla letteratura, segnata in maniera importante dalla... Non ricordo ci fossero comici allora, ce n'erano? Però, musicisti, poeti, ce n'erano. Per esempio Verdi. L'avete mai ascoltato da pensiero? Sapete cos'è? Ecco. Negli anni 40 il modo in cui la cultura parlava alla gente era diverso dal nostro, perché non c'erano i media che ci sono oggi, non c'era la radio, non c'era la televisione, ma tutti ascoltavano la musica operistica, tutti andavano a teatro, sentivano Verdi e sentivano parole di questo tipo. Vi prego di lasciarvele risuonare, perché la metà di queste parole non le capirete adesso. Sono il canto di un popolo che è oppresso, e non è il popolo italiano. Se avesse parlato del popolo italiano lo avrebbero messo in galera, e ovviamente non voleva andare in galera. Aveva poco più di 30 anni quando mise in musica queste parole. Va pensiero sull'ali dorate, va, ti posa sui clivi, sui colli, ove olezzano tepide e molli laure dolci del suol natale. Del Giordano le rive saluta, di Sion le torri atterrate. O mia patria, sì bella e perduta, o membranza sì cara e fatale. Arpa d'oro dei fatidici vati, perché muta del salice pendi? Le memorie nel petto raccendi, cifavella del tempo che fu. O simil di Solima ai fati, traggi un suono di crudo lamento, o ti ispiri il Signore un concento che ne infonda al patire virtù. Se un popolo non ha libertà, se un popolo non ha quella che oggi enfaticamente chiamiamo democrazia, può sognarla questa democrazia, oppure può realizzarla. Negli anni 40 molti sognavano,
Nel 1861, come sapete, come avete studiato tutti quanti a scuola, qualsiasi età avete, quella strana nazione che si chiama Italia venne costruita. Strana perché? Perché nessuno 2 anni prima ci avrebbe giurato. Ci sono delle accelerazioni della storia. Nel 1858 nessuno avrebbe giurato che l'Italia sarebbe nata nel giro di 2 anni. Ma la storia sorprende tutti. Una serie di eventi, guerre di indipendenza, la spedizione dei 1000, eccetera, eccetera, crearono l'Italia. E la crearono coralmente, sulla base di un desiderio forte di democrazia che proveniva dal basso, cioè di capacità del popolo, della gente comune, di esprimersi. Se volete capire chi è il popolo e la gente comune, guardate il vostro vicino di destra o di sinistra, poi voltatevi, perché stiamo parlando di quelle persone lì. Non importa che livello di cultura abbiano, non importa se votano consapevolmente o no, importa che ci siano e siano liberi di esprimersi. Questo si volevano, per questo si realizzarono certe condizioni. Ma nel 1861 non tutta l'Italia era fatta, alcuni pezzi mancavano, mancava Roma, mancava ancora il Lazio, nel 1861 mancavano ancora molte terre del nord-est, una storia che mi riguarda, questi confini disegnati in maniera strana diverse volte, una storia che riguarda anche la guerra mondiale naturalmente, perché su quei confini poi si giocarono le partite militari 50 anni dopo, e qualcuno pensò che lo spirito italiano che aveva determinato il risorgimento, cioè questa forza per cui, non so se ve ne rendete conto, chi combatteva sui campi di battaglia aveva la vostra età. Se volete capire che cos'è successo, invece di venire ad ascoltare gente che parla in un teatro, immaginate che vi si proponga di andare su un campo di battaglia a combattere. E voi ragazzi, immaginate di guardare negli occhi il vostro ragazzo che sta per partire per combattere, perché questo accade. E non è l'ultima volta che accade, è accaduto tante altre volte dopo. La gente entra e prende in mano il proprio destino. E poi dopo il 61 questo spirito cominciò a crollare e uno dei grandi vati dell'epoca, in realtà un ragazzo, poco più di 30 anni anche lui, un grande intellettuale, sarebbe diventato uno degli intellettuali più importanti dell'Italia del secondo Ottocento, si chiamava Giosuè Carducci, professore di letteratura a Bologna e poeta, e sarebbe diventato molto importante come poeta. Scriveva allora delle cose terribili, delle cose durissime, delle cose sanguigne che infiammavano gli animi, per esempio questa. La pianta di virtù qui cresce ancora, ma per farsene strame. I muli tuoi, qui la viola odora per divenir letame. Oh, risvegliar che va l'ira dei forti, di Dante padre l'ira. Solingovate, in sull'urne dei morti io vo sprezzar la lira. Accoglietemi, udite, o degli eroi esercito gentile. Triste novella io recherò fra voi. La nostra patria è vile. Ai lettori dovete rivoltare il sangue. Un poeta, uno dei massimi poeti dell'epoca, poiché l'Italia non riusciva più a combattere per Roma, e questo accadde tra il 61 e il 70, un grande poeta scrive: la nostra patria è vile. Le parti precedenti di questo discorso poetico potete non averlo capito, ma lo capite benissimo che cosa vuol dire la patria è vile, vero? Non sta parlando di un'altra patria, sta parlando di noi, e il ragazzo di cui si parlava è quello lì, guardate, lo vedete? Non è ancora morto, è uno dei fratelli Cairoli che avevano fatto un'azione militare per prendere Roma e vennero colpiti. Morirà qualche anno dopo, la poesia è del gennaio del 70, Cairoli, una delle famiglie più importanti nel momento politico dell'epoca, il Cairoli era morto a novembre, dopo un paio di anni di agonia. Se un ragazzo muore,
un ragazzo muore per una causa, è un eroe. L'Italia stava attraversando un momento difficile. I paesi attraversano un momento difficile quando la spinta verso la libertà cade. Poeticamente, la nostra patria è vile. Quando abbiamo letto questo verso per preparare quello che state vedendo e ascoltando, ci siamo chiesti: ehi, scusate, ma la nostra patria è vile. Giudicherete voi alla fine. Trasferiamoci negli anni 90. Negli anni 90 l'Italia era molto cresciuta. I paesi intorno si andavano industrializzando. Queste terre, come in genere le terre da qui verso sud, erano ancora lontane dall'industrializzazione, ma negli anni 90 nel nord-ovest, nel cosiddetto triangolo industriale, stava nascendo qualcosa di forte, di nuovo. Negli anni 90 nascono le grandi industrie, quelle che domineranno il Novecento. Nasce la Fiat, tanto per dire. Nasce piccolo, ma crescerà. Nel nord-est sta succedendo qualcosa di grosso e con lo sviluppo dell'industria ovviamente nasce anche lo sviluppo degli industriali. E parallelamente agli industriali, come tutti avete studiato a scuola a qualsiasi età e come è molto logico, cresce anche un'altra classe sociale. Per forza di cose, per una necessità storica. La classe degli operai. Perché gli industriali non fanno da soli quello che producono. Lo fanno fare gli operai. Quindi alla crescita dell'industria corrispondono due crescite. La crescita degli industriali e la crescita top. Lo ricordate? Lo vedete tutti? Quel quadro, sapete che cos'è? Primi anni 90. Marx e tanti altri già da tempo avevano riflettuto non sull'Italia, ma sull'Europa, sulla Germania, sulla Francia, sull'Inghilterra, soprattutto su che cosa stava succedendo, perché l'industrializzazione in Inghilterra aveva già un secolo, era nata alla fine del Settecento, esistevano già teorie socialiste e quella è una teoria socialista in forma di visione. Sta ad indicare che dei lavoratori prendono nelle loro mani i loro destini. Vi sembrano vili? Hanno la faccia di vili? O hanno la faccia di persone che guardano avanti verso un destino che si costruiscono loro? Bene, era completamente falso che se lo potessero costruire da soli. Non era vero, perché per poterselo costruire avevano bisogno dell'industria, dentro un sistema che si chiama capitalismo e che contrapponeva in maniera feroce il mondo dei lavoratori e il mondo dei proprietari, a volte in maniera estremamente feroce, come accadde a Milano nel 1898. Questa è una storia che forse conoscete un pochino meno. Nel 1898 questo scontro tra il mondo socialista, tra il mondo dei lavoratori e il mondo dei proprietari finì malissimo perché uno sciopero che si protraeva da tempo venne scambiato dal generale Papa Beccaris per una rivoluzione nascente, per una insurrezione, e il generale diede ordine alle truppe di sparare sulla folla. Non a 2 metri di altezza, non a 3 metri di altezza e non per terra. Sulla folla vuol dire in modo tale che le pallottole colpiscano le persone. Rimasero sul terreno non sappiamo esattamente quanti, perché ovviamente le fonti governative e quelle delle opposizioni variano. Sicuramente un centinaio di persone si può ipotizzare. Non era vero che c'era un'insurrezione. Il generale Papa Beccaris ottenne una medaglia per avere fatto questo da parte del re, che in quel momento era Umberto I. In atto c'era uno scontro tra quei lavoratori che volevano prendere nelle loro mani il destino e il mondo degli industriali, il mondo degli agrari, che il destino delle loro proprietà e dei loro uomini l'aveva in mano da sempre. Era un classico scontro di classe, così come era stato analizzato tante volte nell'Ottocento e così come noi non conosciamo più, perché noi oggi siamo dominati dalla esistenza di una classe media talmente vasta da dominare
questi estremi, mentre allora questa classe media era piccolissima e la gente o stava dalla parte dei lavoratori manuali o stava dalla parte dei borghesi. Questo scontro si radicalizzò in maniera così forte che si pensò da parte di molti che forse non era più il caso di mantenere la democrazia. Perché vedete, la democrazia è questa cosa che vi ho detto prima, è che in un paese come il nostro comanda la persona che avete a destra, quella che avete a sinistra, quella che avete dietro, persone competenti e persone incompetenti. La democrazia ha questo di caratteristico, che comandano un po' tutti, coloro che in questo momento sono estremamente attenti perché vogliono imparare, coloro che dicono politica, no, non ci vado neanche a votare, non ascolto, non mi interessa. Ma comandano tutti in democrazia. Qualcuno pensò che poteva finire male, molto male. Anche perché questi rivoluzionari sognavano, ma sognavano alla grande. Sognavano un mondo migliore, che non avrebbero avuto in realtà. Ma lo sognavano davvero. E uno dei padri di questo pensiero, un socialista allora molto giovane, scrisse questi bruttissimi versi in un inno di una canzone che si chiama Inno dei lavoratori, ed ecco le parole. Vediamo se vi ci riconoscete. L'esecrato capitale nelle macchine ci schiaccia, l'altrove il solco queste braccia son dannate a fecondare. Lo strumento del lavoro nelle mani dei redenti spenga gli odi e fra le genti chiami il dritto a trionfare. Guardate, qui c'è scritto una cosa grossa. C'è scritto lo strumento del lavoro rigeneri tutti. Questa sottolineatura del lavoro, questa gloria del lavoro, è a noi oggi quasi completamente sconosciuta. Noi non abbiamo più questa esaltazione del lavoro, ma parliamo del lavoro manuale, del lavoro del contadino, di qualsiasi lavoro. Era una delle caratteristiche tipiche del mondo socialista dell'Ottocento. In quel momento qualcuno pensò che la democrazia era molto pericolosa perché poteva mettere il potere reale nelle mani di sta gente. Massa, ignoranti, incredibilmente ignoranti, la maggior parte di loro non aveva nemmeno la prima elementare. Per ragioni storiche, non c'era stato il tempo, anche se c'erano già le leggi. Allora qualcuno tornò a pensare che forse si potevano mettere le mani sull'equivalente della nostra Costituzione oggi. Ripeto, dal 22 al 61 800 passa quasi da tanto tempo quanto dal 2014 alla Costituzione italiana nostra, che è del 1948. Gli anni sono più o meno quelli. Qualcuno alla fine del secolo pensò che si poteva rimettere le mani alla Costituzione, si poteva riscrivere la Costituzione. Uno di questi è un grande personaggio, tra poco leggeremo la sua proposta in termini attenti, ma io non sono assolutamente certo che voi vi ricordiate dello Statuto Albertino, che era la Costituzione di allora. Era nato non nel 1861, era nato in un'epoca rivoluzionaria, quella di Verdi, quella che esaltava la gente. Era nato nel 1848, in un momento di rivoluzione, e diceva questo. Articolo 2. Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge sacra. Articolo 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere, il Senato e quella dei deputati. Articolo 4. La persona del Re è sacra e inviolabile. Articolo 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato. Comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizie alle Camere tosto l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze
o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. Sottolineo due cose. La persona del re è sacra ed inviolabile. Nel caso qualcuno pensasse di sparargli, lo misero nella Costituzione. Dice perché? C'era qualcuno che pensava di sparare al re? Lo vedremo tra poco. O lo sapete già? 1900, Monza. No, la maggior parte dei ragazzi se l'è dimenticato. Non lo sa. I re sono persone. Le persone possono essere uccise, come la democrazia. Basta sparare. Muoiono. Le persone, come la democrazia. Uno statista dell'epoca, uno statista importante, moderato, di destra ma moderato, che si chiama Sidney Sonnino, fece una proposta attenta di modifica della Costituzione, ma della Costituzione praticamente vissuta, non di quella scritta. Avete sentito che il governo viene nominato dal re, ma per prassi, come è oggi, il governo deve avere la fiducia delle Camere. Sonnino propose invece questo. L'esorbitare della Camera elettiva dalle sue funzioni e la sua invasione dei poteri della corona si sono effettuate e sono state rese possibili mediante la dottrina che faceva dei ministri del re i ministri della Camera, cioè li sottoponeva alla diretta dipendenza delle mutevoli maggioranze parlamentari. La Camera elettiva sarà tanto più indipendente e riprenderà tanto più seriamente ed efficacemente la sua funzione legislativa e l'esercizio del controllo finanziario, quanto più presto rinunzierà a pretendere che i ministri siano una emanazione sua e da lei debbano essere effettivamente designati, e li considererà quali ministri del principe, cioè quali organi responsabili della volontà e dell'azione del sovrano, da lui solo scelti e nominati. Di fronte a questi pericoli crescenti, lo Stato liberale sta ogni giorno più demolendo spensieratamente le proprie difese. Cioè, lo Stato liberale sta ogni giorno demolendo le proprie difese? Spensieratamente. Tu mi vuoi dire che in democrazia può esserci un presidente del Consiglio dei Ministri che risponde a un re e non è mai stato eletto e non passa dalla volontà popolare? Questa era la proposta. Continuarono movimenti di piazza di ogni tipo e il governo, su istigazione del re, decise di emanare un decreto legge chiedendo al Parlamento di approvarlo in tempi brevissimi, con il quale veniva bloccata la libertà di stampa e venivano bloccati tutta una serie di principi costituzionali che garantivano l'esercizio concreto della democrazia. Se il Parlamento non avesse approvato quel decreto, sarebbe semplicemente entrato in vigore egualmente. Stavano tentando di uccidere il Parlamento. È come se un preside vi dicesse: questo è il regolamento studentesco, approvatelo, perché se nel caso non lo vogliate approvare, entra in vigore lo stesso. Chiaro? I capi liberali del Parlamento, non la gente di sinistra, non i rivoluzionari, i capi liberali del Parlamento, alcuni dei quali erano ancora vivi avendo partecipato alla spedizione dei Mille o alle guerre del Risorgimento, ovviamente insorsero e reagirono in maniera molto dura. Uno dei capi del Parlamento dell'epoca era un politico molto fine, molto attento, ma non ancora tanto importante come sarebbe diventato subito dopo. Si chiamava Giovanni Giolitti
e anni dopo, descrivendo quello che successe in Parlamento, scrisse queste parole. Ascoltatele. Né io né Zanardelli né gli altri dell'opposizione costituzionale partecipammo alla lotta dell'ostruzionismo. Io anzi un giorno in un mio discorso ebbi a dichiarare che noi ci trovavamo presi tra due violenze, quella del governo che presentava leggi contro i diritti statutari e quella degli estremi che rendevano impossibile il funzionamento del Parlamento, ciò che non poteva essere approvato dal Partito Liberale. Devo qui ricordare, a onore del Parlamento, che tale aperta violazione dello Statuto ebbe aperti rimproveri non solo dall'opposizione costituzionale, ma dai più autorevoli capi della stessa maggioranza ministeriale. Tale decreto fu poi dichiarato incostituzionale dalla Corte dei Conti e annullato dalla Corte di Cassazione. Per dare maggiore importanza a questo rifiuto, Zanardelli fu incaricato da tutte le sinistre di fare una solenne dichiarazione di non riconoscerlo. Dopodiché uscimmo dall'aula. Zanardelli era un uomo molto anziano, aveva partecipato alle guerre del Risorgimento, era un liberale. Di fronte a questo attacco che avrebbe ucciso il Parlamento, quest'uomo assolutamente moderato, non immaginate i rivoluzionari alla maniera dei socialisti, moderati, reagì così, questo disse: sono prossimi i giorni a compiersi 40 anni che io mi onoro di sedere in questo recinto e non avrei mai creduto che mi fosse riservato il dolore di vedere il tramonto di quanto ebbi di più sacro in vita, il rispetto del diritto, la religiosa osservanza delle libere istituzioni e il mantenimento di quelle libertà pubbliche che ora sono manomesse nel fine e manomesse nei mezzi. Al Parlamento col decreto del 22 giugno si venne in sostanza a dire che se si sbrigherà presto, nel termine del 20 luglio, tanto meglio, altrimenti si farà senza le due Camere e il decreto andrà in esecuzione egualmente. Ora, una Camera rappresentativa verrebbe meno ad ogni suo dovere se non fosse sollecita nelle proposte prerogative e risolute a mantenerla con l'inflessibile energia. Un corpo politico che si piega e si prosterna con pusillanimi abdicazioni non ha alcuna ragione di esistere. Meglio spezzarsi, disperdersi, che rassegnarsi a questa vita umiliata e imbelle. Signori, le libere agitazioni dei governi liberi si può preferire la calma e la tranquillità dei governi assoluti. Si può pensare che le discussioni, le deliberazioni, le lotte parlamentari abbiano più inconvenienti che vantaggi, ma finché non si distruggono queste istituzioni che furono meta suprema delle nostre aspirazioni nel dì del selvaggio, non si possono sostituire le vane immagini alla sostanza del regime rappresentativo. Sono quasi certo che una parte di voi considera il Parlamento un luogo di parolai. Sono quasi certo che una parte di voi considera il Parlamento, come dire, in più. Ne sono quasi certo per ragioni statistiche. Se siete una buona distribuzione delle opinioni politiche italiane, una parte degli italiani comincia a pensare che il Parlamento sia un luogo, come dire, in più. Allora, proviamo a fare un esercizio. Voi sapete che esistono i quotidiani. I quotidiani hanno questa simpatica caratteristica che non potete leggere il giornale del giorno dopo, ma potete leggere il giornale dello stesso giorno. Ma naturalmente, siccome i giorni passano, potete leggere come se fosse del giorno i giornali dei giorni precedenti. E quindi io posso chiedere alla nostra lettrice: che giorno è oggi? Oggi è il 24 giugno 1899. E che cosa dice il giornale di oggi?
I provvedimenti politici saranno applicati per decreto reale a partire dal 20 luglio se la Camera non delibererà. Il testo, concordato fra il Governo e la Commissione, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale. Nessuno sapeva che cosa avrebbero scritto i giornali dei giorni successivi. Noi lo sappiamo. Noi sappiamo com'è finita. Quella volta il Parlamento non morì. Quella volta il Parlamento non morì per una serie di ragioni tecniche sulle quali non vi annoio, ma soprattutto per una ragione. Perché i capi del Parlamento avevano un progetto politico forte e difesero il Parlamento contro il governo, contro il re, in maniera fermissima. Non erano rivoluzionari. Ripeto, avevano un progetto politico, i capi del Parlamento, non del governo, e difesero il Parlamento, difesero la democrazia. Ne abbiamo ricavato questa impressione che se si vuole difendere la democrazia serve un chiaro progetto politico, chiaro, una chiara visione del futuro, perché quando non si ha una chiara visione del futuro finisce malissimo, come nel 1915, quando il Parlamento per la prima volta uccise se stesso. L'Europa era in guerra. Il re non era più quello di cui vi ho parlato, Umberto I, perché un uomo venuto dall'America aveva sparato un colpo di pistola a Monza e lo aveva ucciso. C'era suo figlio, Vittorio Emanuele III, il quale si trovava in una situazione difficile perché l'Italia era una potenza non ancora in guerra, mentre la maggior parte delle potenze europee erano in guerra. Tra l'estate del 14 e l'estate del 15 l'Italia si trovò in questa scomoda posizione. Il re voleva la guerra. Non importa perché la volesse, non ci interessa affatto. Il Parlamento non voleva la guerra perché non la volevano gli italiani. Questo è il punto. C'è un potere esecutivo nelle mani del re e il governo era d'accordo con il re. C'è un potere legislativo, il Parlamento, vogliono due cose diverse. Il Parlamento non vuole la guerra, il governo e il re vogliono la guerra. Scusate, in queste condizioni in democrazia l'Italia entra in guerra o no? Chiariamo di che si tratta. Un problema oggi, che ne so, un problema qualsiasi, Ucraina, mai sentito parlare? Il governo decide una certa cosa che impegna l'Italia in un certo modo. Il Parlamento vuole esattamente l'opposto. Poiché si tratta di fare una legge, chi vince? Nel caso vinca il governo, il Parlamento esiste ancora? E il Parlamento fa le leggi. Diciamo che se un Parlamento si piega alla volontà di un governo votando l'esatto contrario di quello che vuole, forse non è ancora un suicidio della democrazia, ma diciamo che ci abbiamo provato. Questo accadde. Nelle radiose giornate di maggio, questo accadde. D'altra parte, il mondo della cultura dell'epoca era completamente favorevole alle guerre. E guardate un po', che abbinamento interessante, per favore ragazze, aprite le orecchie, apritele bene, che i maschi si distraggano finché vogliono, tanto lo sappiamo, che cosa pensiamo noi maschi, ma le ragazze, per favore, ascoltino. Questo era scritto nel manifesto dei futuristi, 1910, prima della guerra, ma senza una cultura di guerra, le guerre non nascono, ed è questa cultura che determina la guerra. Guardate cosa dice. I maschi si distraggano, per favore. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo, un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della vittoria di Massamo Traccia. Noi vogliamo glorificare la guerra.
sola igiene del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. E il disprezzo della donna? Cosa c'entra? Qual è il legame esatto tra questa esaltazione della velocità? Questo testo è parte di una pubblicità oggi, l'avete vista? Circola questo testo, pubblicizzando la velocità. Cos'è, automobile o motocicletta? Motocicletta. Beh, e cosa c'è il disprezzo della donna? Vi siete distratti? I maschi si sono tutti distratti, come ho chiesto? O sono stati ad ascoltare? Ma scusate, come si fa a amare la guerra e considerarla bella senza disprezzare le donne? Che quei ragazzi che state uccidendo hanno messo al mondo. Come si fa a non disprezzare le donne se amate la guerra quando quel ragazzo che state uccidendo, nel momento in cui lo uccidete, lascia una donna? Questo legame tra violenza bella, ma perché la violenza può essere bella? Questo legame tra violenza bella e disprezzo della donna non è stato inventato nel XXI secolo. Per la verità non è stato inventato nemmeno nel XX. Esiste da molto tempo, ma è assolutamente ovvio questo legame. Ci avevate mai pensato? C'era chi la voleva la guerra, c'era chi la voleva davvero. Un signore che al momento aveva una trentina d'anni e si chiamava Benito Mussolini, per esempio, al 23 gennaio del 1915, quindi 5 mesi prima dell'ingresso dell'Italia in guerra, scrisse sul suo giornale, ovviamente finanziato dagli industriali e dai francesi, scrisse sul giornale queste parole: questi nuclei di forti e di volitivi, sorti qua e là in tutta Italia, costituiscono già un organismo pieno di vita e capace di vivere. Io penso che qualcosa di grande e di nuovo può nascere da questi manipoli di uomini che rappresentano l'eresia e hanno il coraggio dell'eresia. Oggi è la guerra, sarà la rivoluzione domani. E 5 mesi dopo, pochi giorni prima dello scoppio della guerra, scrive così: la vigilia del più grande cimento d'Italia è contrassegnata da questo rigurgito estremo di tutte le bassezze della tribù medagliettata. Oggi diremmo la casta, è la stessa cosa. Quanto a me, io sono sempre più fermamente convinto che per la salute d'Italia bisognerebbe fucilare, dico fucilare nella schiena, qualche dozzina di deputati e mandare all'ergastolo un paio, almeno, di ex ministri. Non solo, ma io credo, con fede sempre più profonda, che il Parlamento in Italia sia il bubbone pestifero che avvelena il sangue della nazione. Occorre estirparlo. Occorre estirparlo. Perché? Perché il Parlamento non vuole la guerra. Perché il Parlamento non disprezza le donne. Perché rubano. La violenza verbale in politica non è stata inventata nel XXI secolo. Guardate come finisce, che giorno è oggi? Oggi è il 21 maggio 1915. E cosa c'è scritto, cosa leggiamo nel giornale di oggi? Il giornale di oggi, quello che leggete quello che leggete andando in edicola,
quello che non sapete cosa succederà domani. Il vibrante discorso patriottico di Salandra al Parlamento. È risorto irresistibilmente il problema dell'integrità nazionale. Non era più possibile lasciare l'Italia in un isolamento senza sicurtà. I pieni poteri dati dalla Camera al governo con 407 voti favorevoli e 74 contrari, tutti uniti. L'imponente seduta alla Camera, 481 deputati presenti, commossa manifestazione d'entusiasmo, si grida «Viva Trento e Trieste italiane!», le acclamazioni all'esercito e al re. Il discorso dell'onorevole Boselli sarà fisso in tutta Italia. La rumoreggiata dichiarazione dell'onorevole Turati, il voto, il saluto del Presidente. Ma scusate, non avevamo detto che il Parlamento era contrario alla guerra? Com'è che più di 400 persone in Parlamento, la stragrandissima maggioranza, vota a favore della guerra? Come mai? Che è successo? Può un Parlamento suicidarsi e votare contro se stesso? La risposta la dà la storia. Può. Ovviamente vuole la democrazia. Quando i rappresentanti di un popolo votano esattamente il contrario di quello che vorrebbero votare, ovviamente la democrazia è morta, perché è morto il Parlamento. Nelle parole di Giovanni Giolitti, questo è quello che accade. Ricevetti l'invito di recarmi da Sua Maestà il Re, che vidi il mattino del giorno appresso e al quale io esposi tutte le mie ragioni contrarie alla guerra. Ma anche in quella conversazione l'obbligo del segreto, scritto nel trattato, impedì che io ne fossi informato. Salandra parve rendersi conto della difficoltà della situazione e all'indomani, l'11 maggio, presentò le sue dimissioni. Io fui chiamato nuovamente dal Re per le consultazioni d'uso che si fanno quando avviene una crisi ministeriale. Sempre nell'ignoranza dell'impegno formale che l'Italia aveva assunto verso le potenze dell'intesa, io espressi l'avviso che non potesse essere incaricato del governo un uomo il quale fosse ritenuto come avverso all'entrata dell'Italia in guerra. L'indomani il Re non accettò le dimissioni dell'onorevole Salandra. Ed io, avendo considerata finita la mia missione, il giorno 17 partì per Cavour. Quindi Giolitti non partecipa alla votazione finale, prende il treno e torna a Cavour, luogo simbolico d'Italia, come capite. Giolitti non era più quello di 15 anni prima di cui abbiamo letto le parole. Giolitti era stato capo di governo per quasi tutto il periodo, tra l'inizio del secolo e il XIV. Aveva dalla sua non meno di 300 deputati. Un suo avrebbe fatto votare i deputati contro. Lui prende il treno per Torino e quindi per Cavour. Perché? Non lo sapremo mai esattamente, ma l'Italia aveva 20 giorni prima firmato il patto di Londra e il Re si era impegnato a entrare in guerra entro un mese. Giolitti dice di non saperlo, gli storici non ci credono, perché altrimenti perché avrebbe preso quel treno per Cavour? Sta di fatto che il capo della maggioranza parlamentare simbolicamente non ci va nemmeno in Parlamento, perché sa una cosa: il Parlamento è morto. Gli unici a opporsi furono i socialisti, con molte altre frange, ma in maniera robusta, soprattutto i socialisti. E per loro, quel ragazzo socialista che aveva scritto l'inno dei lavoratori che abbiamo sentito prima, adesso non più ragazzo, adesso un signore cinquantenne, si chiamava Filippo Turati, uno dei capi, uno dei più importanti leader del momento. Dov'è? Non lo vedo. Disse queste parole, ma dov'è? Ecco, ci somiglia? No, ti devi fare crescere la barba, non ci somiglia abbastanza.
Onorevoli colleghi, sono pochissimi giorni, e qui era un convincimento comune, che una grandissima maggioranza delle due Camere, sia pure per motivi non del tutto identici, era recisamente avversa ad ogni politica di guerra. Questa maggioranza credeva, sapeva di rappresentare i bisogni, i sentimenti dell'enorme maggioranza reale del popolo italiano, la volontà precisa del suffragio universale, onde tutti noi abbiamo origine e potere. Si vuole, si pretende da alcuni, evidentemente animati dal più superbo dispregio, non dico verso le nostre persone che poco conterebbe, ma verso il Parlamento e gli ordini rappresentativi, si vuole, si pretende che la conclusione questa sia stata. E immediatamente, senza che il più piccolo fatto nuovo nella politica estera sia sorto o venuto a cognizione nostra per spiegare e conestare il mutamento, il gabinetto avrebbe ottenuto per quella via la maggioranza che aveva confessato di non avere che coloro i quali vedevano nella guerra un errore capitale e la possibilità di un disastro si sarebbero improvvisamente, miracolosamente ravveduti e siano disposti a recitare il confitto. Così che la guerra, la grande guerra italica, la guerra che suppone ed esige l'eroismo, si inaugurerebbe sotto gli auspici di una grande fuga generale, di un'abdicazione collettiva. La guerra che dovrebbe rafforzare le istituzioni dell'Europa latina contro i pericoli e le minacce del feudalesimo imperialista alemanno, la guerra redentrice e liberatrice, avrebbe prodotto questo primo effetto prima ancora di essere scoppiata, di avere abolito fra noi il vigore e la dignità dell'istituto parlamentare. Ebbene, è opportuno si dica sin da ora che v'è qualcuno qua dentro, se siano pochi o molti è ciò che vedremo, ma importa che qualcuno vi sia che non fugge, che non muta, che non si rinnega, che non abdica, che non si dilegua. È opportuno che vi sia qualcuno che ripeta oggi e qui quello che disse ieri e sempre, qui e dappertutto, che rivendichi il diritto di amare e difendere la patria secondo i soli dettami della propria coscienza, non secondo le intimazioni che vengono da dietro la sila. È opportuno, signori del governo, che vi sia qualcuno che, alla vostra domanda dei pieni poteri per la guerra, risponda semplicemente no. E poiché invece il Parlamento votò sì, i ragazzi che avevano la vostra età, mi rivolgo ai maschi, una settimana dopo cominciarono, un po' alla volta, ad andare al fronte. Ed è finita come sapete. Giolitti lascia il Parlamento perché non ha alcun progetto politico chiaro che possa sostituire questa decisione. Ne traiamo la conclusione che volete uccidere la democrazia? Bene, la storia vi dà un consiglio, perché una parte di voi la democrazia la vuole davvero uccidere, perché la disprezza. Questa è statistica, non lo dico perché vi conosco, non lo dico perché una parte dell'Italia questo vuole. Se c'è questa parte d'Italia qui in questa sala, la storia vi dà un consiglio: sceglietevi leader che non hanno alcun progetto politico, perché quei leader uccideranno la democrazia. È facile, basta scegliere leader che non hanno progetti politici per il futuro, come non li aveva Giolitti, il grande Giolitti, che li aveva avuti 15 anni prima, ma in quel momento non li aveva più. Come è finita? Lo sapete. Il 24 maggio, vedete, Piave, eccetera, vedete qui vicino. Beh, sapete come è finita. Ma adesso, per favore, proviamo a vedere che cosa sta scritto nei giornali di un altro giorno. Che giorno è oggi? Oggi è il 30 ottobre 1922. L'incarico telegrafico del re a Mussolini di comporre il ministero. Il programma di governo, lavoro, economia, pace. Gli urti devono cessare. Politica estera senza tentennamenti né minacce. Fare rispettare lo Stato con le leggi o con le mitragliatrici. L'equivoco del conservatorismo spezzato perché contro la coscienza della nazione.
Intervista con Mussolini alla sua partenza per Roma. 2 giorni di mobilitazione a Genova, la prefettura occupata dai fascisti. La sapete tutti, la marcia su Roma? Ne sono state evocate nell'ultimo anno varie di marce su Roma e non ne sono mai state fatte. Quella volta la fecero. E questo fece la differenza. Mussolini, un progetto politico per il futuro, ce l'aveva, ma non prevedeva il Parlamento. Semplicemente. Aveva un progetto politico, come dire, alternativo alla democrazia. Si chiamava fascismo. Per una serie di ragioni storiche che non ci interessano in questo momento. Quello che ci interessa è che lui un progetto politico ce l'aveva, chiaro, lucido, e lo portò avanti. Contro le leggi? Contro le leggi. Naturalmente. Perché le leggi le fanno i parlamenti. E se disprezzate i parlamenti, ovviamente disprezzate le leggi. E se volete capire che cosa significa disprezzare il Parlamento, ascoltate che cosa disse quando ottenne l'incarico, il suo primo incarico come capo di governo, e si presentò in Parlamento per chiedere la fiducia. E adesso ditemi, voi siete parlamentari, vi sentite fare sto discorso, dopodiché ditemi, gliela date la fiducia? Il discorso, i passi centrali del discorso sono questi. Signori, quello che io compio oggi in quest'Aula è un atto di formale deferenza verso di voi e per il quale non vi chiedo nessun attestato di speciale riconoscenza. Da molti, anzi da troppi anni, le crisi di governo erano poste e risolte dalla Camera attraverso più o meno tortuose manovre ed agguati, tanto che una crisi veniva regolarmente qualificata come un assalto e il Ministero rappresentato da una traballante dirigenza postale. Ora è accaduto per la seconda volta nel volgere di un decennio che il popolo italiano, nella sua parte migliore, ha scavalcato un ministero e ha dato un governo al di fuori. Qual era stata la prima volta? Maggio 15, quando il Parlamento, contro la sua volontà, aveva detto sì. 7 anni dopo, lui rivendica che questa è la seconda volta. Il popolo italiano nella sua parte migliore ha scavalcato un ministero e si è dato un governo al di fuori, al di sopra e contro ogni designazione del Parlamento. Vogliamo ripetere questa frase per favore, perché stai parlando a dei parlamentari. Ora è accaduto per la seconda volta nel volgere di un decennio che il popolo italiano nella sua parte migliore ha scavalcato un ministero e si è dato un governo al di fuori, al di sopra e contro ogni designazione del Parlamento. Il decennio di cui vi parlo sta tra il maggio del 1915 e l'ottobre del 1922. Lascio ai melanconici zelatori del supercostituzionalismo il compito di dissertare più o meno lamentosamente su ciò. Io affermo che la rivoluzione ha i suoi diritti, aggiungo, perché ognuno lo sappia, che io sono qui per difendere e potenziare al massimo la rivoluzione delle camicie nere, inserendola intimamente come forza di sviluppo, di progresso e di equilibrio nella storia della nazione. Mi sono rifiutato di stravincere e potevo stravincere. Mi sono imposto dei limiti. Mi sono detto che la migliore saggezza è quella che non ci abbandona dopo la vittoria. Con 300.000 giovani armati di tutto punto, decisi a tutto, quasi misticamente pronti ad ogni mio ordine, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il fascismo. Potevo fare di quest'Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti. Potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto. L'aula sorda e grigia siete voi, parlamentari.
ma in realtà coloro che li avevano eletti. Allora ditemi, se voi aveste avuto l'età che avete, quella mattina, il 17 novembre del 1922, e foste stati rappresentanti del popolo in Parlamento, avreste votato la fiducia a uno che vi parla come aula sorda e grigia, a uno che dice che i suoi cavalli li facciamo dormire qui dentro stanotte, cacciando fuori tutti voi? Gliel'avreste dato la fiducia? Conoscete la storia, sapete cosa è successo? Ve lo dico io. Gli hanno dato la fiducia. Una democrazia può morire? La risposta è sì. Fossi in voi ragazzi mi gelerebbe il sangue, perché io ho 62 anni, ma voi quanti ne avete? Uno che di anni ne aveva poco più di 30, si chiamava Fuschini, era un tecnico della Camera, uno di quelli che oggi guadagnano 200.000 euro per fare qualcosa alla Camera da dipendenti, uno di quelli. Sarebbe diventato un uomo politico importante, sconvolto dal discorso di Mussolini che lui aveva ascoltato dai banchi del pubblico, evidentemente, perché lavorava alla Camera ma non era un deputato. Scrive così alla moglie, quella stessa sera: mia cara, leggi in un giornale qualsiasi il testo del discorso di Mussolini alla Camera. Così parlò Silla al Senato. Sputi, calci, ceffoni non potevano essere più numerosi e più gravi. Eppure nessuno ha reagito. Nessuno si è commosso. Mussolini ha trattato la Camera come un balocco che può essere buttato via al suo beneplacito. La Camera si è lasciata diminuire a tal punto senza una protesta. Io avevo voglia di mettermi a gridare: vigliacchi, gridate viva la Costituzione che lui vi straccia sul muso e per la quale si è sofferto tutto il risorgimento. Ma l'aula sorrideva beatamente. E vedessi quanto si è divertita dopo a sentire i lazzi buffoneschi dell'onorevole Rosati, che ha parlato per la democrazia. Ma quale di grazia? I popolari sbigottiti. Ma avranno domani mattina il coraggio della decisione suprema. Dovrebbero votare contro e provocare lo scioglimento immediato delle Camere. L'onorevole Mussolini faccia poi quel diavolo che vuole, neppure lui ripeterà il miracolo di Giosuè. La storia non si ferma e tantomeno ti fa tornare indietro. Torneremo a cospirare, vaglieremo i veri dai falsi democratici, ci guadagneremo la libertà con un più lungo e più profondo sforzo e ne saremo finalmente degni. Queste cose ho scritto anche per il giornale e andrò stanotte a sostenerle al partito. Mi importa di averle almeno dette, anche se, come temo, non sarò ascoltato. Il mondo è fatto così, il nostro specialmente, che non c'è da sperare di più. Ma non voglio neppure disperare. Forse la provvidenza vuole che l'Italia faccia la suprema prova se ha la forza di diventare una nazione civile e moderna, e bisognerà sostenerla e vincerla questa prova, qualunque cosa costi. Io grido stasera, con passione garibaldina e mazziniana, con la passione della mia stirpe cristiana e repubblicana: Dio salvi la nostra Italia! Ti abbraccio col cuore palpitante di questa passione e vi stringo i piccini con te in un solo amore, il tuo Peppino. Ma le forze politiche che ragionavano così non avevano un chiaro progetto politico realizzabile. Mussolini, sì. In politica vince chi ha un chiaro progetto politico realizzabile e trova la strada per realizzarlo. Se avete il potere in mano, ma non avete un chiaro progetto politico, in politica non vincerete. Perché se
serve un chiaro progetto politico e Mussolini l'aveva realizzabile, tanto è vero che lo ha realizzato. È così banale, così semplice. C'è un solo punto: non prevedeva il Parlamento. Perché? Ladri, rubano, discutono, chiacchierano, sono assolutamente inconcludenti e sono privi di spina dorsale. O se preferite, non vogliono la guerra e non disprezzano le donne. Due colpe evidentemente gravi. Filippo Turati, lo stesso Filippo Turati, ma con 7 anni di esperienza in più, domani mattina nella sua dichiarazione di voto disse queste parole alla presenza di Mussolini, perché era una dichiarazione di voto, quindi disse: ti voto a favore o ti voto contro. Le dichiarazioni di voto servono a dire come si voterà. Alla presenza di Mussolini, Turati si espresse così. Mi ero scritto in questi appunti che speravo di svolgere nella seduta di ieri, che la gravità tragica dell'ora consiglia a tutti, anche a noi socialisti unitari, dichiarazioni assolutamente sobrie e soprattutto serene. La politica, come disse uno dei tanti defenestrati, poiché non era il caso per lui di un guidardone, di una ricompensa, in queste ultime radiose giornate... Certamente sono radiose. Dirò dunque di queste giornate più che mai radiose. Lo saranno anche di più, e poi verrà il bello. Ascoltate, queste sono dichiarazioni che venivano prese stenografando. Quelle parole le disse Mussolini. La politica, dicevo, non può e non deve essere una somma di sentimenti e di risentimenti. Anche se il cuore ci sanguini, anche se la ressa dei ricordi ci risospinga la gola i più amari disgusti, noi dobbiamo saperli stoicamente rintuzzare. D'altronde non abbiamo bisogno. Questo ho di presso mi ero scritto in questa tessera. Non so peraltro se io debba conservare con te codesto esordio dopo la giornata parlamentare di ieri, nella quale più che un'ora tragica si ebbe l'impressione di un'ora inverosimile, di un'ora tolta dalle fiabe, dalle leggende, quasi direi di un'ora gaia. Dopo infatti che il nuovo Presidente del Consiglio, con esempio ignoto fin qui agli annali di tutti i parlamenti civili, ci aveva, anzi vi aveva parlato evidentemente tra la distrazione del nostro illustre Presidente naturale tutore della Camera, non dimesso, non dimissionario, perché la nuova storia esige in tutto cose nuove. Dopodiché, dicevo, il nuovo Presidente del Consiglio vi aveva parlato col frustino in mano come nel circo un domatore di belve, oh belve, d'altronde de quanto narcotizzato. E lo spettacolo delle groppe offerte allo scudisce del ringraziamento di plausi dopo ogni nerbata aveva risuscitato nel ricordo dei malinconiosi di quest'aula l'ultimo giambo dell'ode in morte dei fratelli Cannoli, o l'invettiva del poeta maremmano al popolo d'Italia. Non al vostro di carta, onorevole Mussolini, che ancora stamani mi onora delle sue ingiurie e tratta la Camera... Come si merita! Tratta la Camera da supina e arrendevole femmina... Come si merita! Consumata. Dopo tutto ciò, dicevo, potevamo dire a nostro conforto la gaia e fiorita filosofia di un ex sottosegretario di Stato alle Belle Arti spandere sull'ora triste tanta giocondità di scettico sorriso fiorentino, un sorriso forse amaro al di dentro come quello dell'Enfiri, del grande poeta francese, come quello di quei forzati giullari leggendari delle nostre vecchie corti che dissimulavano nell'ostentata adulazione al Signore le verità sferzatrici che sarebbe stato troppo imprudente pronunciare semplici e ignude. L'Italia, dopo tutto, anche nelle ore più fosche, si rivela sempre un po', ed è forse la sua suprema saggezza, quella che gli inglesi definirono la nazione carnevale. E Roma è veramente in questo la capitale d'Italia, e Montecitorio è veramente il cuore di Roma. Questa Camera può vivere a sua scelta 2 giorni o 2 anni. E sei dunque perfettamente libera di optare quale maggiore riconoscimento vi può essere alla sovranità dell'assemblea elettiva, con questo metodo rivoluzionario che oggi si dice fascistico
e sebbene esso non dica nulla, adottiamo pure per intenderci questo aggettivo, la Camera non è chiamata a discutere, a deliberare la fiducia, è chiamata a darla, e se non la dà, il governo se la prende. E insomma la marcia su Roma, che per voi è cagione di onore, la quale prosegue in rendigoti inappuntabile dentro il con Parlamento. la camicia nera sotto. Rendigoti inappuntabile dentro il Parlamento, dicevo. Appunto, io poi stavo per dirlo, lo Stifelius mal nasconde la camicia nera col fatidico teschio. Il che significa? Spero, onorevoli colleghi, non occorra documentarlo. E nel pensiero del governo, ma anche con la quiescenza del voto che vi apprestate fra qualche ora a concedere, il Parlamento italiano ha cessato di esistere. Questo Parlamento. E non questo soltanto, ma con esso implicitamente ogni Parlamento italiano eletto liberamente dagli italiani. Non esiste più la bassa Camera elettiva. Peggio ancora, onorevoli colleghi, esiste la sua maschera, esiste il suo cadavere, esiste la sua parodia. Così è, onorevole Mussolini, che voi, che potevate, non avete voluto stravincere. E ve ne siete fatto vanto di saggezza, potevate, diceste, sprangare il Parlamento, potevate in quest'aula grigia e sorda fare il bivacco dei manipoli. Onorevoli, De Nicola poteva essere nominato vivandiere. Francamente, vi pare dunque, onorevole Mussolini, guardatevi intorno, di aver fatto qualcosa di diverso? L'indomani mattina, che giorno è oggi? E nessuno sa cosa ci sarà scritto sul giornale di domani. Noi sì, ma i lettori di allora no. Oggi è il 17 novembre 1922. Il duro linguaggio di Mussolini alla Camera. Io sono qui per difendere e potenziare al massimo grado la rivoluzione delle camicie nere. Potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento. Scioglimento fra 2 giorni o fra 2 anni. Nessuno si illuda sulla brevità del nostro passaggio al potere. Giolitti, approvando il discorso, dichiara: questa Camera ha il governo che si merita. Questa Camera ha il governo che si merita. L'oggi di cui parliamo è il 17 novembre 1922, non equivocate. Stiamo parlando della morte del Parlamento del 17 novembre 1922. Possiamo simbolicamente evocarla con le parole di Carducci. Triste novella io recherò fra voi. La nostra patria è vile. O se preferite con le parole di Mussolini. Potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti. Potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto. Angela, che giorno è oggi e che giornale stai leggendo? Oggi è sabato 7 giugno 2014. Il giornale è Il Messaggero Veneto. E cosa scrive il Messaggero Veneto oggi? E nessuno sa che cosa scriverà domani, nemmeno noi. Tra Russia e Ucraina. In Normandia incontro Poroshenko-Putin, che parla anche con Obama. Fermare le armi. Nessuno sa cosa ci sarà scritto nei giornali delle prossime settimane, dei prossimi anni. Oggi c'è scritto, tra virgolette, fermare le armi. Tutto alla fine, ragazzi, abbiamo finito.
al lupo per gli esami. Angela. Massimo. Maurizio. Manuel. Il professor Paolini.